Benvenute e benvenuti, io mi chiamo Sabatina Napolitano. Sono estremamente dispiaciuta del fatto che questo video che giro per rompere il ghiaccio, per aggiornarvi un po' sulla mia vita, per leggervi soprattutto alcune poesie, non lo giro in inglese, in francese o in altre lingue, già che le mie poesie non sono state ancora tradotte, non è ancora il tempo di potervi parlare in inglese. Questo tempo verrà, spero a breve, e mi dispiace che voi dobbiate andare a leggere i sottotitoli. Mi rendo conto, è abbastanza patetica come situazione, però spero in tempi in cui vi posso parlare direttamente in inglese o in francese, dal momento che l'italiano è veramente poco usato in Europa, soprattutto per le comunicazioni ufficiali. E, voglio leggervi dei testi poetici, sono cambiate tante cose in questi anni, tante veramente. Mi ritenevo più giovane rispetto a come sono ora, tra pochi mesi compirà un anno che io sono venuta a vivere da sola, quindi vivo da sola col cane. Vivo da sola col cane, ho cambiato residenza, vivo ad Asciano, nelle Crete Senesi. Nel libro che ho scritto Nelle sue braccia, libro introvabile che però sta girando, i testi stanno girando, potete leggere di questa mia esperienza col cambio di residenza. La persona per cui è scritto questo libro è chiaramente una persona che io amo, un uomo, una persona che io amo molto, però è una persona estremamente complessa, estremamente emotiva, sensibile, lui è tumultuoso al suo interno, quindi dei giorni io sono divina, degli altri giorni sono meno divina, quindi è estremamente difficile rapportarsi al suo universo, molto molto difficile, chiede molte cure, molte attenzioni, c'è tutta la parte che riguarda comunque un aspetto molto romantico, molto da cavaliere, ma c'è anche tutta una parte sentimentale che è difficile, veramente estremamente difficile. Non è per niente facile come si potrebbe ipotizzare a primo acchitto, non è per niente facile. Si tratta di una persona estremamente sensibile, estremamente emotiva. Per cui, ripeto, io mi trovo a gestire dei giorni in cui sono divina e altri giorni in cui sono realmente meno divina. Mi pare normale che non si tratti di una persona di molto più grande di me, perché io non saprei come gestire questo tipo di relazioni anche dal punto di vista ispirativo. Questa persona parla spesso di fantasie, le nostre fantasie. Ecco, la fantasia si nutre anche proprio dell'erotismo, della sessualità. Io non sarei proprio adatta ad avere a che fare con uomini molto anziani, di molto molto più grandi di me, si parla anche sopra i 60, i 70 anni, no? Mi sembra veramente una situazione che non saprei vivere, per cui non la vivrò veramente mai. C'è un limite per me c'è veramente un limite che ha a che fare proprio con la fisicità, con la sessualità, paradossalmente. Il sesso non è fondamentale perché io da tanti anni sono da sola, quindi non è fondamentale il sesso, ma di certo la chimica è la cosa più importante. Questa persona mi piace per la chimica prima di tutto, poi per il cervello, per il grado di cultura, è ovvio che nelle relazioni poetiche si sviluppano delle trame che non riguardano l'arrivismo. Essendo poeta, essendo scrittrice, dentro e dietro di me c'è tutta una vita fatta di profonde sofferenze, di ferite, di lacerazioni, di inganni, di sacrifici, quindi non è assolutamente una vita di arrivismo. No, no, anche perché se avessi voluto vivere una vita di arrivismo adesso sarei a dei livelli molto molto alti. Invece il mio livello è un livello di una persona base che aspetta un contratto presso un editore, per cui ho parlato con l'editor,
parlato con l'editor e ho speranza che quest'editor mi risponda, perché chiaramente tu devi interfacciarti con l'editor, devi scriverti, devi parlare, devi entrare in una relazione, almeno di primo contatto, dove si parla del romanzo, si dice com'è il romanzo. È chiaro che è campata in aria una relazione con un editor e con un editore che di fondo non ci hai mai parlato, è evidente. Io ho relazioni con un editor, quindi aspetto la sua proposta e la sua risposta. Quindi il mio livello è sempre quello di una persona umilissima che mette a servizio quello che fa. È ovvio che avendo a che fare con degli ambienti, tu conosci delle persone che ti piacciono molto, e è ovvio che il grado di cultura è manifesto anche di un sentire, così come di un desiderio. Il grado del desiderio viene dettato anche dal piacere, dal gusto. È evidente che questo piacere in me è mosso in una persona che mi piace. Mi piace e che non è assolutamente per arrivismo, perché in passato mi sono piaciute delle persone che non avevano un potere, no. Non credo che mi piacerebbe una persona per arrivismo, no, non mi definisco tale, mi definisco una povera crista, come ho sempre detto, a cui è capitato incontrare delle persone nel cammino e a cui è iscritta una storia. Per cui io sto seguendo la storia che è stata scritta prima di me e sto realmente distrigandomi in quello che già è stato fatto, cercando di comprendere dove mi porterà questa storia. È evidente quindi che queste poesie sono frutto anche dello spirito, di un'ispirazione spirituale, per cui è molto probabile che poi verranno canalizzate tutte quante verso una sola persona. Passerò ai testi, anche perché sono 7 minuti che comunque chiacchieriamo e ogni tanto negli anni la chiacchiera ci sta, insomma. Ma sapete che dovete anche rendervi conto delle espressioni del mio corpo quando vi parlo, per tastare se effettivamente c'è una verità in me. Purtroppo sì, non so fingere e non è cambiato nulla in questo senso negli anni. Quando non dormivo era perché tu mi dicevi che ero anche Istanbul. Mi andava bene ogni cosa, sul serio, purché stavamo insieme. Quando sorridevi, quando mi abbracciavi, non ero Silvia. Mi facevi essere nei tuoi massimi piaceri, nei tuoi odori, in quegli spazi che le altre non hanno. Ero io a volerti leccare le dita, leccarti intero, come un libro pregiato. Sei più buono della Bibbia. Se fosse per me, farei l'amore con te sull'altare di ogni mia chiesa. Siamo sacri. Mi mettevi nei tuoi spazi più solenni e ardenti. Non avevo paura. Ero decisa, come tutto ciò che in te è vivo e morto. Riempivo ogni tuo spazio. La guerra del Peloponneso e le storie di Erodoto, sacrilegi, governi, elogi di discorsi antichi, le corruzioni per il potere e le sconfitte della democrazia, le riforme, i matrimoni, la legge del più forte, le sorti affidate ai giudici, Lisia, Plutarco, Apollodoro, la nascita delle muse da Zeus e Mnemosine, la scimmia e il delfino di Esopo, ancora la tartaruga e il cavallo, Zeus e la volpe, l'uomo e il cane, Borea e il sole, il lupo e l'agnello, il lupo e la vecchia, l'asino e il lupo, le volpi sul fiume Meandro. Dopo aver parlato del romanzo greco e delle storie efesiache di Senofonte Efeso, vorrei preparare una crêpe dolce. Volevo imboccarti, sentirmi nelle tue braccia, coccolata e tua, baciarti col sapore della crema di nocciole, abbracciarti, stare con te nelle tue braccia, innamorata e tua. Quando gesticolavi avevi sempre i palmi aperti che facevi roteare all'aria, un modo tuo, che dovevi ricordarmi ogni volta che parlavo in pubblico. Dovevo somigliarti quanto più possibile, solo che negli anni invecchiavi, anche io cambiavo. Sei buono, luminoso, fino alla maglia dalla salute nera.
Per quanto mi riguarda, ero avvolta di sacro e di stanchezza, di cinismo e di solennità. L'entusiasmo? Certo, ora si parla in termini adulti per tutti. Perciò ti prego, non essere felice senza di me. La tempera su tavola documentata dal 1449 al 1492 di Pellegrino Mariano di Rossini è dedicata alla Madonna col Bambino e gli angeli. Era in una cappella a Monte Sante Marie. Al centro la Vergine guarda alla sua destra e regge il bambino sul braccio destro. I capelli di un marrone chiaro le si vedono appena ondulati dal manto blu cobalto. Il manto si regge con un bottone in petto, dello stesso oro delle aureole di tutti e quattro i personaggi. Sotto al manto della Vergine, dai risvolti bianco sulla testa e verde sul busto, un abito con le maniche che fuoriescono in oro e le vesti di un rosa antico, che formano delle pieghe, a partire dalle ginocchia del bambino. Il bambino guarda a destra. Benedice con le due dita della mano destra ed è avvolto in una veste candida, azzurro chiaro, fermata da una corda, arancio, con un nodo in vita. Anche gli orli del suo vestito sono in oro. Con la sinistra regge un bigliettino su cui la scritta è coesse. I due angeli a destra e a sinistra hanno le mani giunte. L'angelo alle spalle di Maria le sembrava quasi toccare la spalla. Dal volto incorniciato di riccioli appare un sorriso pacato. L'angelo vicino al bambino ha i capelli ondulati e guarda in basso. Le ali spuntano appena come per l'altro angelo. I colori vivi e delicati esprimono gioia e sacralità. La mamma e il figlio guardano entrambi nello stesso punto, come in un'intima comprensione. I dettagli dei capelli del bambino, ondulati e ricchi di riflessi di luce, richiamano quelli degli angeli di diversa forma. L'angelo che sorride ha una veste color arancio, l'altro più dimesso verde scuro. Parole e carte era in parte ambientato a Losanna. Abbiamo girato insieme diverse città svizzere. La Svizzera ormai mi era nel sangue. Quando scendevo di casa e sentivo l'acqua della fontana di Piazza del Grano, ad Asciano mi sentivo rinascere, come guarire da un dolore cronico. Lavavo i miei reni nell'acqua di Asciano, consacravo i reni a Dio, anche alla Svizzera e alle crete senesi. Seduto a questa tavola mi spiegavi cosa scrivi, prendevi il computer, ti preparavo il caffè. Io non potevo prenderlo per la tachicardia. Vuoi amarmi, lo so, anch'io ti amo. Ho cercato Asciano su Instagram e ci sono diverse spose sulle scale delle casine del borgo. Camini, mattoni e tegole ovunque. Il travertino. Poi siamo andati insieme agli agriturismi qui nel deserto di Accona e all'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Alcuni mesi prima, nelle notti di insonnia, passavo le ore a vedere le donne incinte su Instagram e su come si allenavano. Lo sport fa bene per tutti e 9 mesi, salvo sforzi disumani. Anche gli scalini si potevano fare per tutti e 9 mesi, non c'erano controindicazioni in questo. Durante la gravidanza non potevo bere caffè, ma tanto non ne bevevo. Ma non potevo bere vino o birra. Potevo fare sesso, potevo mangiare il sushi, ma tanto non mi è mai piaciuto, quindi. Si potrebbe evitare di fare il bagno in acqua bollente, ma tanto qui c'era solo la doccia. Non dovevo piegarmi in avanti con la schiena, ma dovevo flettere le ginocchia. Si poteva salire sui mezzi pubblici, perché la bimba e il bimbo sono protetti dal liquido amniotico, ma io evitavo perché avevo paura per il pancione. Insomma, da Asciano ho potuto ben affrontare una gravidanza, soprattutto da questa casa. So che era necessario un corrimano che mi sosteneva per bene, perché il bambino si spostava nel bacino, pesava e dovevo fermarmi a respirare a un ritmo normale. Insomma, ho potuto fare tutto da qui, perché sapevo che mi stavi vicino in ogni cosa che facevo, perché mi amavi. In 34 anni non mi era mai riuscita una frittata per bene. Ti avevo cucinato la frittata di patate con pancetta e cipolla. Nella padella si era formato un nazar. Agitarsi non serviva a niente. Chiudevo i giornali per pensare alle sere insieme. Puntualizzazioni, ricerche su Google, la tua voglia di fare l'amore.
Non ti arrabbiavi mai, perché eri bello e sei bello come un vestito stretto. Dentro la tua voce una marmellata di more, che stendevi su di me con la lingua. La marmellata finiva ovunque, sulla scaletta delle nostre vite, fino a coprire i libri e i figli, come un olio morbido. Riempiva tutte le piegature. Il tuo silenzio non era solo spalle, vocali, slanci, fiabe, poesie e notti. Il tuo silenzio non era solo tenerezza. Quando ti coinvolgevo in tutto ciò che mi mancava, sapevo di non essere sola al mondo. Sentivo di essere al posto giusto, col tuo odore addosso. E se mai mi perdessi, questo tuo odore mio, saprei comunque come amarti e attenderti. Non so quale spirito di me passerà alla storia, ma potessi scegliere il percorso, il passato e gli anni, firmerei le mie natiche col tuo nome. Ma non solo le natiche. Firmerei le mani, la pancia, l'addome, i fianchi, se solo potessi firmarmi. So che quando stiamo insieme mi perdo in un corpo firmato da te ad ogni passo, nel futuro che non so fossi tu. Non potrebbe nemmeno, se non fossi tu, non potrebbe nemmeno dirmi viva. È l'amore, sì, la sensazione di quando mi guardi. È la mancanza quando non ci sei e aspetto, che mi cerchi tremando, sono sensazioni umane. È la fiducia che non ti lascerò mai solo. Mi penetravi quando a Firenze mi hai chiesto di non cambiare mai. I murales e i graffiti a San Lorenzo mi ricordavano quando in metro ti abbassavi per baciarmi e difendermi, per ragionare sopra le luci, per respirare anche con lo smog. I murales a San Lorenzo mi difendevano, insieme a tutte queste macchine che restavano ferme mentre entravo a pregare alla chiesa di Santa Maria Immacolata. Preparavo le verdure prima di andare in banca a prelevare. I vestiti per il venerdì li stiravo e li lasciavo appesi all'armadio. Provavo a mettere le forcine ai capelli. Processi che non sapevamo se venivano dai tuoi libri. Nella tua croce camminavo per le strade distratta e mi sorridevi, mettevo il tuo sguardo nelle scarpe alte, come quando le giornate al Louvre dicevi di volermi sedurre, mi baciavi attraverso gli anni. Una donna gradirebbe il tuo sperma sui capezzoli, misti al vino degli antichi. Ti lasciavi stregare e insegnarti ogni incanto, rendere semplice il complesso. La guerra cancella. A Roma mi hai fatto l'elenco completo degli abbracci. Mi hai raccontato ancora cosa trovi in me dalla prima volta? La guerra cancella, ma tu a Roma hai preso per mano Alessandro e non so più chi possa avercela con l'Italia. Gli hai raccontato che la guerra si veste degli abiti dell'odio. Piccola precisazione, perché io in passato avevo detto che se avessi avuto due figli l'avrei chiamati Alessandro e Teresa. Ho cambiato idea perché poi, come potete immaginare, in Italia è successo di tutto con questi due nomi che io desideravo dare ai miei figli, quindi ho cambiato nome. Sono uscite varie cose, giochi con romanzi, protagonisti di romanzi, tant'altro. Siamo fatti di illusioni assurde, versi stupidi. Odiare quello che è violento e volgare, come ciò che è melenso e montato. Odio anche gli uomini che vanno dietro alla pornografia. Odio gli uomini stupidi, le donne più stupide di loro. Sul mio comodino sono bandite le stupidità, i poteri facili, i facili costumi, le rivoluzioni inutili, le mentalità primitive, le banalità forzate. Migliorarsi per trovare nella tua bocca il miele. Indossavo abiti larghi, poi dopo il parto, tra la saliva e la pace dei giorni, disprezzavo i simboli, odiavo anche la poesia come strumento. Non avevo nostalgie, conservavo le energie, mi annoiavano persino i conflitti interni. La stupidità è un male terribile. Vivevo nel tuo profumo, nella tua saliva, nella narrativa francese, polacca, russa, in recensioni di poesie tradotte, riassunti continui, e vienimi a prendere. Ai morti non so cosa piace. Ti confessavo tutto, le scale alla Biblioteca Nazionale di Francia aprivano le tue tende, le foglie agli angoli e agli incroci, così come i numeri degli anni, questi graffiti, questi esperimenti, queste ombre di persone per la strada sotto i portici. Tutto questo effetto sui ricordi e la Tour Eiffel, delle tue carezze su di me mentre mi tocchi e baci. A Torino come a Venezia ti aspettavo scrivendo, mentre comparivo dietro dei miei romanzi, imposti da sogno, immerso in un odore di bucato. Fare l'amore in ascensore, lasciare che mi tocchi, sentire addosso appiccicati i tuoi libri, guardarti la mattina attraverso lo specchio. Io non credo più in niente.
né alle aule né agli anni, non credo alle proiezioni dei giochi dei figli, mi annoiano persino le stazioni e gli orologi. È giusto che un uomo capisca solo il momento di quando slaccia il reggiseno alla sua donna. I discorsi sulle ferite, sul perché continuare il gioco dell'amore, sono inutili. Mi sembra più che evidente. C'è questa luce che va e viene. Ecco, va bene, non è cambiata la luce, vabbè. Mi sembra più che evidente che l'uomo si fa prendere da un forte calore quando la sua donna è unita e fresca. Non c'entrano nulla le statuette, le donne nei palazzi, le messe dedicate, gli attaccamenti all'anima, le scale da maledire, le interrogazioni. È giusto che un uomo si faccia rivelare dalla sua donna, attraverso orgasmi e gemiti. Mancarsi poi è divino, congetturare sentimenti, dirsi considerazioni sul tempo, rifiutare tutto quello che è fuori dalla coppia. Sul muro c'è un nuovo graffito, le chiavi nelle mani e nella busta all'ombrello. Sono incinta. Commissionare un graffito per i miei figli è un desiderio consolante. Apporre le loro iniziali sui muri. Li immagino vantarsi con gli amici o restare per ore nelle soffitte a fare foto o piangere. Un clima caldo, straordinario e imprevedibile, sgusciato dalle lenzuola, l'ebbrezza di questo pianeta, il paradiso che ho costruito col mio sangue mestruale. Lui aveva donato la vita per i figli, ma anche per la moglie. La adorava e quando stava seduta davanti a lui, coi capelli dietro la schiena, le faceva uno chignon. La tirava a sé, le dedicava ogni sua foto, la guardava misterioso penetrandola coi suoi occhi azzurri e la baciava quando voleva. Andavano a volte a fare la spesa insieme, mentre altri li vedevi nel treno, guardarsi. Lei non lo rifiutava mai, si appoggiava a lui, in metro, e gli teneva il polso delicatamente. Si dice che un giorno la portò all'università dove lavorava ancora. Il cuore è uno spazio sacro, poi c'è il MacBook, l'odore dei mandarini, i giornali, ciò che condividiamo banalmente, le vetrate agli aeroporti, i bambini che mangiano panini, la lista della spesa con uova, formaggio, tè, salumi vari, pasta e verdure, riso, una foto magra chiusa nelle tue braccia, tu da dietro che mi sussurri gli slanci. Sono stanca, ma l'aroma del caffè e il profumo mi tiene incollata alla tua pelle. So che sei il mio amuleto. Mi proteggi da ogni male, da ogni invidia e risentimento. Regalami un nazar, come ciondolo. Lo indosso al posto dell'origami. Mi piacerebbe anche avere un comboloi. L'ultima volta che sono stata ad Atene avevo circa 15 anni e comprai un comboloi con tanti nazar. Non so che fine abbia fatto. Ero legata. Ci giocavo bene tra le dita quando ero ragazza. Ne voglio uno. Va bene, andiamo in Grecia, quanto prima. Non so cucinare lo yogurt greco, né la pita. Ma può darsi che mi insegni? Insieme a tutti i piatti, come la moussaka, deliziosa. Dalla finestra della cucina vedo il campanile della collegiata, la torre campanaria in blocchi di travertino, con mattoncini rossi. All'interno c'è un meraviglioso dipinto di Francesco Vanni, raffigurante la Madonna in trono, tra i santi Sant'Agata e Bernardino. È un affresco attribuito al Sodoma o a Girolamo del Pacchia. Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso. Col successo posso organizzare un bel festival letterario delle Crete senesi, ma mi serve una macchina garbata. Devo assaggiare i salumi toscani, i pecorini delle Crete, i vini come il Brunello, il Nobile di Montepulciano, il Chianti e il Colli Senesi. L'antico Palazzo Corboli è un esempio di palatium medievale, fatto costruire dai senesi bandinelli nel XIII secolo. La Sala Aristotele e la Sala delle Stagioni sono originali. Ci sono opere di pittori senesi che vanno dal XIII al XVI secolo. Maestro dell'Osservanza, Ambrogio Lorenzetti, Taddeo di Bartolo, Matteo Di Giovanni, Rutilino Manetti, Bernardino Mei, Francesco Nasini. Nella sezione archeologica vi sono i corredi delle necropoli etrusche, di Poggio Pinci e del tumulo del Molinello, nonché la tomba della necropoli del Poggione col carro etrusco.
Asciano sorge sulle rive del fiume Ombrone. La chiesa di Sant'Agata risale all'undicesimo secolo. Si pensa che Raffaello, insieme a Pinturicchio, abbiano percorso la Lauretana, fermandosi anche alla chiesa di Pieve di Sant'Ippolito, risalendo al IV-V secolo. L'affresco della Madonna in trono col bambino e i santi Pietro, Paolo, Ippolito e Cassiano nasconde nella Madonna la mano di Pinturicchio e Sant'Ippolito, col mantello e spada, così giovane, così raffinato. Somiglia sorprendentemente a Raffaello. Pinturicchio invitò Raffaello, appena 17enne, a collaborare agli affreschi della libreria Piccolomini. Nel corridoio ci sono delle riproduzioni della stanza di Arles, di Van Gogh. È un quadro di Seurat, Un bagnade a Agnières. Mentre scrivo c'è come la panna nel cielo, che vedo dalla finestra, grande della camera da letto. Le tegole incrostate, tipiche dei borghi delle crete, 2 camini di forme diverse e delle antenne. Da qui vedo la luna, ieri era tagliata da una nuvola e guardava parallela al lampione giallo. Mi piace che dalla mia stanza posso vedere il cielo. Le bagnanti di Agnières è conservato alla National Gallery a Londra. C'è un bozzetto preparatorio a Chicago. Un protagonista del mio romanzo è un famoso pittore. Nel quadro di Seurat si trovano ad Agnières-sur-Seine, nell'Île-de-France. I bagnanti guardano alla Senna e sullo sfondo le fabbriche di Cliché. Sulla destra una coppia si fa portare in barca, in giro verso l'isola della Grande Jatte. Poco lontano, su una canoa, un uomo voga in senso opposto. Un ragazzo immerge le gambe in acqua, toglie camicia e cappello che poggia dietro di lui sull'erba. Un altro si fa il bagno e resta con le spalle fuori dall'acqua. Un uomo guarda la scena sdraiato al suo fianco, un cagnolino. L'originale è 2 metri per 3, dimensioni imponenti, con richiami alle figure di Piero della Francesca e ai colori di Delacroix, così come nel dipinto successivo, una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte. Per me la gazza è simbolo di un uccello che mi restituisce le cose rubate. Non so parlare né il greco medievale né il greco moderno. Non sono ancora riuscita a fare la lavatrice giù perché va sistemato, con la presa e la corrente. Al liceo il mio insegnante di greco era un prete cappuccino. Mi interessa Callimaco, Teocrito, Mosco, Bione, Apollonio Rodio. Mi interessa l'epica didascalica con Arato di Sole e Nicandro di Colofone. Mi interessano i poeti ellenistici minori, come Fileta di Co, Ermesianatte di Colofone, Fanocle, Alessandro Etolo, Sotade, Euforione di Calcide. Mi interessano i poeti giambici come Fenice, Cercida, Erode Rinna e poi Licofrone e Partenio di Nicea. Ieri non ho chiuso occhio perché pensavo a tutto quello che c'è vicino a noi, in questa casa d'Asciano. Dietro i Mereni la Val d'Arbia. No, la Val d'Orcia, però è anche Val d'Arbia. Nel nostro sacro le crete senesi. Il borgo di Chiusure, sotto la lingua Rapolano Terme. Non posso dirtelo che ti amo perché tra me e te c'è un segreto che parla con la tua lingua, che è toscano, di me che voglio essere tua fino a scorticarmi l'anima, e tu che mi trattieni in ogni tuo oriente, fino a farmi diventare ogni donna che vuoi. Se ne fossi degna, se non fossi così disperata, se fossi del tuo mondo, di tutto quello che è antico, coperto dalla storia, di racconti bizantini, di cifre greche e secoli passati e lontani, anche da Cristo. Sei un archeologo anche con me. Se non fossi così lontana dal tuo mondo, ma non posso esserlo, tu non mi permetti di esserti lontana. Grazie.